Vincono con una rete di vantaggio sui rispettivi avversari entrambe le squadre padovane nella sesta giornata di campionato di Serie B. In uno stadio tombolato gremito che, come era prevedibile, ha registrato il record di spettatori, si è giocato il derby Cittadella-Vicenza. Tutto sommato credo che la squadra, anche con qualche difficoltà, però ha tenuto bene il campo anche prima di subire il gol. Certo che poi c'è sempre stata una reazione, un'ottima reazione e meritatamente credo che abbiamo vinto questa partita. Un altro successo per la squadra allenata da Foscarini, davanti ai propri sostenitori e a un folto pubblico avversario stipato nell'unica curva dello stadio. Un pubblico, quello vicentino, che ha cantato per tutti i 90 minuti di gioco, incitando la propria squadra e a tratti contestandone la dirigenza, per poi esplodere in un boato incontenibile alla rete del momentaneo vantaggio siglata dal giocatore del Vicenza Botta. Sono poi seguite le due reti degli attaccanti cittadellesi, Junco e Ardemagni, che hanno regalato la vittoria ai Granata. È girata completamente purtroppo. Scusate. Questo è il rammarico più grande, perché onestamente anche poi abbiamo provato a farla nostra anche dopo aver subito il pari e purtroppo abbiamo subito questo gol nel finale. Ma gli applausi più calorosi della serata sono stati riservati al passaggio lungo la pista di atletica delle mascotte delle due squadre. Durante l'intervallo tra i due tempi di gioco, la Torre Cittadellese e il Gatto Vicentino hanno infatti salutato il pubblico e si sono dati appuntamento a Vicenza per il match di ritorno. E mentre il Cittadella ha vinto in casa, allo Stadio Olimpico di Torino il Padova con il suo gioco e la sua prestazione ha deliziato gli occhi dei 300 tifosi giunti nel capoluogo piemontese al suo seguito. Ha incantato ed emozionato la rete della vittoria siglata allo scoccare del quarto minuto della ripresa da Totò Di Nardo, diventato a forza di gol l'idolo della tifoseria biancoscudata. Con questi 3 punti conquistati contro un avversario blasonato e candidato alla promozione come il Torino, il Padova balza al terzo posto in classifica, posizione che fa sognare i tifosi sebbene il campionato sia ancora lungo.